Si chiamava Jamel Malat, il 22enne di origine tunisina, annegato a Venezia, una morte che inizialmente sembrava il tragico epilogo di una fatalità, ovvero una caduta accidentale in acqua aggravata dal fatto che il ragazzo non sapesse nuotare, ma sulla quale ora la procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio o concorso in omicidio, al momento a carico di ignoti. Pur abitando stabilmente a Mestre, frequentava Venezia e un gruppo di connazionali. Prima di cadere in acqua a San Polo avrebbe fatto una telefonata ad un amico chiedendo aiuto e ospitalità per la notte. Jamel temeva infatti che qualcuno che in quel momento lo stava inseguendo lungo le calli di Venezia potesse andare a prelevarlo nella sua abitazione mestrina, visto che sapevano dove abitasse. E la domanda è: di chi stava parlando? Si ipotizza di un altro gruppo di connazionali antagonisti con i quali pare ci fossero dei contrasti legati allo spaccio di droga, ipotesi questa al vaglio dei carabinieri di Venezia.